Siamo alla consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicato l'intervento per il ripristino dell'SP 227, è la ditta Traversone in collaborazione con altre aziende, tutte liguri, tutte del Levante ligure. Certamente una ricaduta importante anche da questo punto di vista, perché rifare questa infrastruttura utilizzando maestranze del posto aiuta un'economia che è stata duramente colpita da questi tragici eventi. La mareggiata ha seriamente messo in difficoltà diverse aziende del Tigullio. Questo è un minimo di ristoro rispetto a quello che è un problema grosso. Cerchiamo di rispettare i tempi, il tempo oggi ci consegna una bella giornata. Se sarà così nelle prossime settimane, l'ambizioso data del 21 aprile sarà quella che vedrà realizzata l'intervento e potrà consentire ai veicoli di raggiungere nuovamente Portofino. Inizialmente la viabilità sarà probabilmente con un senso unico alternato e nei mesi successivi il ripristino completo della viabilità. Esprimo davvero soddisfazione e ringraziamento a tutti coloro che stanno collaborando, perché da quel 29 ottobre la città è ripartita immediatamente con il supporto di Città Metropolitana di Regione Liguria e non si è mai fermata. Oggi siamo qua a inaugurare la consegna di questi lavori nei tempi che erano stati previsti. Confidiamo pertanto che tutto si possa svolgere per avere un senso unico alternato funzionante per Pasqua e un doppio senso per l'estate. Io confido davvero che questo fare squadra tra enti, istituzioni, associazioni di cittadini, che ha dato una risposta forte alla calamità di fine ottobre, ci consentirà di raggiungere anche questo risultato molto importante per Paraggio e Portofino, che sono le due destinazioni turistiche più importanti del territorio. Stiamo impiantando il cantiere. Quindi per tutte le norme di sicurezza abbiamo provveduto all'installazione di recinzioni sulla passerella pedonale che era già stata installata. Stiamo preparando tutto il passaggio pedonale per i circa 200 metri chiusi al traffico e i successivi fino al pulmino che porta a Portofino. Stiamo iniziando la preparazione della pista di accesso al cantiere sulla parte dove non erano ancora state fatte alcune opere dalla città metropolitana. Altre cose, ci sono i sub in acqua che stanno valutando dove, siccome dovrà arrivare un pontone nei prossimi giorni, fin dove possono arrivare, per permettere di mettere i massi da mare e lavorare anche da terra, perché il principio studiato dalla città metropolitana e sposato da noi come associazione temporanea di imprese è quello di aggredire su più punti quest'opera, proprio per riuscire ad aprirla nei tempi prestabiliti.